Però Allora, non sono in grado di governare. Questo signore dice, ma sono in grado di ho governare? ascoltato attentamente l'intervento dell'onorevole, l'intervento di Forte, e la ricetta di Fratelli d'Italia è, indipendentemente dalla pandemia, dal virus, eccetera, apriamo gli sport, apriamo gli esercizi pubblici, avanti con i trasporti. Mi è venuto in mente un modello, e questo modello che è già stato attuato bene o male da qualche parte. Il Brasile e Bolsonaro, lì hanno fatto questa cosa qui. Hanno i cimiteri pieni di gente, gli ospedali strapieni, stanno morendo come mosche. È facile, è facile. Ha detto bene l'amico del Movimento 5 Stelle, Johnson, inizialmente, ce lo ricordiamo tutti, era negazionista, immunità di gregge, avanti tutti, non adottiamo nessuna misura di contenimento e sarà quel che sarà. Ha preso il virus, ha rischiato la pelle e poi ha capito che in realtà, ascoltando anche la scienza, doveva prendere determinati provvedimenti che nessuno vuole prendere per mettere in difficoltà il ristoratore, il parrucchiere, il barbiere, chi ha la palestra, ma ci mancherebbe altro. È la pandemia, bisogna lottare contro questo maledetto virus. Bolsonaro è un modello, da quello che mi pare di capire a questo punto, Fratelli d'Italia proporrebbe questo. Il fatto è che è facile dall'opposizione dire no, è sbagliato questo, è sbagliato st'altro, ce l'hanno con questo, ce l'hanno con l'altro, riducono tutti alla canna del gas, questo è un governo che non fa gli interessi degli italiani, la Meloni ogni giorno che ci dice criticavamo Conte, adesso con Draghi doveva cambiare tutto, Draghi fa la stessa cosa. Facile dall'opposizione, facile, facilissimo dall'opposizione. Andate a vedere, informatevi su quello che sta accadendo in Brasile con il governo Bolsonaro. Sono cose da mettersi le mani sui capelli. E cosa ha fatto Bolsonaro? Liberi tutti.